E ora invece vi parliamo di turismo sospeso, anzi di turismo dimenticato nell'ultimo DPCM, almeno secondo Federico Caner, assessore regionale al turismo. Sentiamolo. Conto alla rovescia per la fase 2? Sì, ma non per il settore turistico. Una situazione preoccupante per un comparto che sta vivendo un vero e proprio tracollo economico. Nessuna citazione nel DPCM ha annunciato dal Presidente del Consiglio il 26 aprile e una situazione di limbo per la quale l'assessore al turismo della Regione Veneto è decisamente amareggiato. Non abbiamo avuto all'interno del suo discorso nessuna rassicurazione e nessun elemento che ci facesse capire cosa il Ministero del Turismo e in particolare il Consiglio dei Ministri ha intenzione di fare per il turismo. Quindi ovvio che non solo nei confronti del sottoscritto ma di tutto il mondo imprenditoriale turistico siamo rimasti molto delusi. Un prezzo altissimo quello che potrebbe pagare il Veneto, regione più turistica d'Italia, dove i 60 milioni di presenze annuali creano un indotto di 18 miliardi di euro. Cifre considerevoli dietro le quali si nascondono centinaia di piccole e medie aziende impegnate nel campo extra alberghiero. Il turismo per noi è fondamentale, non riguarda soltanto la ricettività, ma riguarda anche ristorazione, bar, commercio, artigianato, cultura, enogastronomia, quindi deve essere tutelato e la cosa che ci ha lasciato molto perplessi è il fatto che il ministro Franceschini non ha voluto dichiarare lo stato di crisi del comparto turistico. Una crisi inevitabile e secondo la Regione Veneto servono direttive chiare sulle date e le modalità di apertura. Non c'è stata una data, non c'è stata comunicata una data di apertura del turismo. Questo è fondamentale non solo per dichiararlo e dirlo agli italiani, dirlo agli stranieri, e quindi la mancanza di certezza da un lato fa sì che i turisti rischino di scappare, di andare da altre parti, dall'altro i nostri operatori turistici, cioè chi lavora in hotel ma anche l'extra alberghiero, non sa quando si parte, quindi non è in grado di organizzare i servizi, di assumere il personale, quindi di fronte a un'incertezza totale c'è il rischio che anche molti che vorrebbero aprire subito quest'estate rischiano di non farlo e di saltare totalmente la stagione perché non hanno certezze.